Ma io me lo auguro, però le premesse non è che siano buone, perché le opposizioni, come voi ben sapete, non hanno né contingentamento dei tempi né un limite agli emendamenti che loro possono mettere e quindi io ho sentito già delle espressioni da parte di qualcuno che non sarà facile. Speriamo non succeda come per la precedente legislatura che per 5 anni sono stati a chiacchierare e non hanno prodotto nulla. In campagna elettorale Zai ha detto che se entro un anno non facevamo determinate cose andavamo tutti a casa. Deve mantenere questa promessa. Se fra un anno, se a un anno dalle elezioni certe cose non sono fatte, deve lui avere il coraggio e noi di accettare di andare a casa, E perché non tra, siamo degni di far parte di un'assemblea del genere. e tra le cose da fare c'è lo statuto? E tra le cose da fare c'è lo statuto. Quindi questo è un impegno, E questo secondo è un lei, impegno che che ha preso in campagna elettorale Zaia e che se non si riesce a portare a termine deve mandarci a casa, perché visto che noi abbiamo votato per il governatore, lui, anche con lo statuto vecchio, ha la possibilità di dimettersi e ci rimanda tutti a casa. E credo questo sia opportuno farlo. quindi lei dà tempo sostanzialmente fino alla primavera. Ma questo è quello che sarà impegnato il governatore, che adesso noi lo chiamiamo già governatore perché nello statuto nuovo abbiamo scritto che è il governatore, che è anche una parola che mi piace, o dire, invece che presidente, governatore, è una cosa molto più, come dire, più sentita, più vicina anche.